Modifica di ieri dell'emendamento costituzionale presentato dall'AKP per la rimozione selettiva dell'immunità parlamentare è un atto estremamente preoccupante, aggravato dal commento del presidente Erdogan che ha parlato di momento storico per il Paese. Di sicuro segna una cesura sempre più netta con i diritti e i valori che l'Unione Europea tutela e promuove, come affermato nella lettera appello che ho sottoscritto insieme a molti colleghi qualche settimana fa nel tentativo di contrastare questo grave provvedimento. La proposta presentata ieri dal ministro della Difesa di conferire una copertura legale sproporzionata all'esercito e ai servizi segreti dispiegati per operazioni di sicurezza contro gruppi terroristici è senza dubbio ancora un ulteriore passo nella direzione sbagliata, al di là delle giuste condoglianze per gli attacchi terroristici già ricordati in aula. Ci auguriamo davvero che il governo turco faccia marcia indietro, altrimenti non sarà possibile proseguire la cooperazione con l'Unione Europea sui vari dossier in discussione. Господин председател, уважаеми колеги! За пореден път Турция и в частност лидерът й Ердоган доказаха с действията си, че не зачитат демократичните принципи и че тяхното място не е в Европейския съюз. Снемането на имунитета на 138 депутати, една четвърт от депутатите в турския меджлис, е съкрушителен